Servizio offerto dal maestro Cleo. Operatore esoterico dal 1979. Visto a Rai 1. Rai 2. Rai 3. Mediaset. E Sky. Specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Ecco l'oroscopo febbraio 2020 segno per segno. Ariete. Amore, in questo secondo mese del nuovo anno dovrete attendere qualche giorno per stabilizzare la vostra situazione sentimentale. Durante la prima settimana bisogna affrontare qualche delusione e alcune difficoltà sono inevitabili. Per fortuna poi il cielo diventa molto più sereno e coloro che avevano problemi con la persona amata possono trovare una migliore sintonia. Ottime opportunità anche per coloro che sono alla ricerca di una nuova persona da amare. Soprattutto dopo la prima decade del mese gli incontri potranno essere molto interessanti ed emozionanti per alcuni di voi. Lavoro. Riguardo la situazione lavorativa Mercurio è favorevole soprattutto nei primi giorni del mese. Ci sono sicuramente difficoltà e ostacoli da superare nel lavoro, che devono essere assolutamente risolti ma con calma e senza creare confusione. Non bisogna dimenticare che Giove è in quadratura, per cui evitate di impegnarvi in progetti utopici e irrealizzabili. Febbraio è dunque un mese alquanto complicato, e fra rallentamenti e poche soddisfazioni a livello economico potreste andare nel panico. Le stelle consigliano di accontentarsi e di non strafare, ma di attendere la fine del mese per vedere dei netti miglioramenti. Toro. Amore, mese positivo per chi vuole confermare un sentimento. Se la vostra relazione è finita, occorre valutare nuove attrazioni e grazie a Venere possono esserci nuove emozioni a partire dalla seconda metà di febbraio. Chi ha una relazione da diverso tempo chiederà al partner di fare un passo importante. Per quanto riguarda i cuori solitari possono fare ottimi incontri attorno alla fine del mese, quando le sensazioni sono maggiormente positive e sono favorevoli per iniziare una relazione. Questo è il periodo giusto per intraprendere una storia che potrebbe anche durare a lungo. Lavoro. Febbraio è un mese molto proficuo per i nativi del Toro, e annuncia una grande crescita per lavoratori e studenti grazie al transito di Mercurio e all'ondata positiva di Giove e Saturno che sin dall'inizio investono il segno. È il mese giusto per frequentare nuovi ambienti e avere ottime occasioni professionali da sfruttare a proprio vantaggio per migliorare la posizione economica. Tutto il mese è comunque ottimo per il lavoro e le energie non mancano per lavorare tantissimo e per ottenere risultati eccellenti. Durante questo mese anche gli investimenti finanziari sono protetti da Giove e quindi ci sono ottime prospettive per guadagnare di più. Gemelli. Amore. Per i gemelli inizia un mese abbastanza complicato in amore e la quadratura di Mercurio può portare ad incomprensioni nella relazione sentimentale, ma solo se è in crisi da molto tempo. A salvare dalle rotture interviene Venere, presente nel segno dalla prima decade di febbraio, che permette di ritornare ad amare e ad essere più sensibili anche se il dialogo rimane difficile. Se siete cuori solitari uscite e frequentate nuovi luoghi e nuove persone. Avrete la possibilità di constatare che il vostro fascino è sempre un'arma vincente per ottenere ciò che volete. Lavoro. Tutte le questioni lavorative devono essere gestite con grande attenzione e prudenza. Giove e Marte dalla metà del mese non sono più in opposizione e quindi potrebbero esserci buone occasioni per cambiare ruoli e trovare nuovi stimoli. Aumentano il desiderio di fare cose nuove e sviluppare progetti originali. Il Sole infonde forza e ottimismo e un forte desiderio di procedere lungo un cammino professionale molto intenso, tuttavia dovete valutare con molta attenzione i traguardi da raggiungere. Al momento l'oroscopo consiglia di evitare gli investimenti finanziari ed immobiliari, meglio attendere tempi migliori. Cancro. Amore, a livello sentimentale la prima settimana del mese è particolarmente buona. Con Venere ancora in trigono tutto sembra procedere a gonfie vele, ma poi la quadratura cambia e non permette di essere molto sereni. L'oroscopo invita ad affrontare alcuni problemi sul nascere, che possono insorgere all'interno della coppia, soprattutto se si sta insieme da poco tempo. Dopo la prima decade del mese bisogna stare calmi per evitare separazioni, considerato che la presenza di Marte alimenta le tensioni. I single devono attendere e cercare di non fare scelte inutili,
Alcune persone possono rivelarsi peggio di come avevano immaginato. Lavoro. La prima parte del mese sarà incerta e piuttosto travagliata nel settore lavorativo, con giornate di grande nervosismo. Bisogna prestare attenzione alle spese poiché Giove e Saturno sono in opposizione e causano qualche divergenza. Occorre evitare contrasti e tensioni con i colleghi e bisogna anche farsi consigliare da persone esperte. Per fortuna Mercurio è con voi e vi rende particolarmente attivi nel lavoro, ma offre anche buone occasioni a coloro che stanno cercando un'occupazione migliore. Bisogna muoversi, conoscere nuove persone e consolidare buoni rapporti per ottenere risultati favorevoli. Leone. Amore. In amore ci saranno grandi occasioni per avviare nuove relazioni, in particolar modo a partire dalla seconda metà del mese. Infatti Venere torna ad essere molto favorevole e sostiene le nuove situazioni sentimentali, i nuovi incontri e le nuove amicizie. La situazione è favorevole anche per chi sta vivendo una relazione da molto tempo e in questo mese può ritrovare maggiore sintonia e complicità. Però dovete cercare di evitare inutili polemiche e litigi se volete che tutto proceda bene. I cuori solitari hanno la possibilità di incontrare nuove persone che possono intrigare con il loro fascino. Lavoro. In questo mese si prevedono nuovi sbocchi professionali. Occorre valutare nuove proposte lavorative dopo la seconda metà di febbraio, quando il Sole non sarà più in opposizione. Grazie a Venere favorevole, il vostro modo di porvi nell'ambito lavorativo sarà più propositivo. Potrete raggiungere eccellenti risultati in nuovi settori e intanto raccogliere i frutti di quello che avete iniziato nei mesi scorsi. Finalmente potete gestire il lavoro con maggiore libertà e intraprendere nuove iniziative imprenditoriali visto che non ci sono più blocchi e fastidi fa parte di alcuni pianeti. Vergine. Amore, periodo florido in amore, tranne per quelle coppie che litigano da diversi anni. I primi 7 giorni del mese sono davvero cruciali per molti del segno, che rischiano di litigare in modo importante, ma sono a rischio soltanto in quelle situazioni amorose che sono in grave crisi da molto tempo. Bisogna quindi essere molto cauti nel parlare, per evitare che la situazione degeneri. I single possono sperare di aprire il loro cuore e mostrare i loro sentimenti a qualcuno. Dalla metà del mese Marte offre ottime occasioni per poter recuperare energie ed essere più seducenti. Lavoro, mese ricco di situazioni importanti, ma anche di molte tensioni in corso. Grazie alla presenza di tanti pianeti favorevoli è possibile programmare qualcosa di importante. I nati sotto questo segno sono pronti a una grande svolta, ma bisogna fare massima attenzione alle spese, soprattutto agli inizi del mese. Giove porta ottime notizie e opportunità eccellenti per firmare contratti e stringere nuove collaborazioni. Coloro che hanno intenzione di acquistare strumenti per il lavoro, oppure una nuova casa o un'automobile possono realizzare il loro desiderio, a patto di non essere troppo superficiali nelle spese. Bilancia. Amore, in questo mese possono esserci incomprensioni complicate da gestire, ma soltanto se la storia d'amore ha vissuto in passato già un periodo molto critico. Purtroppo se un periodo di crisi era già presente alcune coppie potrebbero addirittura decidere di separarsi. Ad accentuare questa possibilità è la posizione astrologica di Giove che spinge i nati del segno a rinnovare la vita sentimentale. I cuori solitari che sono alla ricerca di un nuovo amore potranno trovare varie difficoltà e sarebbe meglio rimanere fermi e non corteggiare nessuno in questo periodo. Lavoro, febbraio può essere un mese determinante per il lavoro e per i guadagni, anche se bisogna tenere conto della quadratura di Giove che porta illusioni. Quindi è necessario stare molto attenti e controllare minuziosamente eventuali contratti e accordi da firmare. Se avete già un buon lavoro i rischi saranno minori, ma occorre evitare di spendere troppo e cercare di pareggiare i conti. Bisogna impegnarsi per ritrovare un certo equilibrio, che negli ultimi mesi avete perso, ma potrete sempre contare sulla vostra buona capacità di reazione. Scorpione. Amore, in questo periodo siete molto ottimisti in amore e anche se c'è qualche contrasto con la persona amata non ci fate caso. Tuttavia può esserci un calo a livello emozionale che può influire nella relazione d'amore. Se l'amore è forte non ci saranno problemi,
viceversa la rottura sarà inevitabile. Per i cuori solitari i primi 7 giorni del mese sono fondamentali per trovare l'anima gemella e permettono di essere fortunati nei corteggiamenti. La cosa molto importante per tutti i nati del segno è che non perderanno l'ottimismo anche se vi sono delle situazioni amorose complicate da risolvere. Lavoro, periodo molto interessante per il lavoro, grazie a Mercurio qualcosa si può sbloccare e chi aspetta una buona notizia avrà la risposta. In questo mese tutto sarà possibile e potrà essere realizzato con molta semplicità rispetto ai tempi passati. Chi è alla ricerca di un nuovo lavoro può mettersi in gioco sfruttando ogni occasione, facendo colloqui, accettando nuove collaborazioni, magari potrà firmare anche contratti importanti. Le stelle sono positive e i progetti faranno un grosso balzo in avanti, portando guadagni e nuove prospettive future. Sagittario. Amore, in questo mese gli amori possono far vivere momenti anche indimenticabili nel rapporto di coppia. Se avete già una persona da amare al vostro fianco cercate di essere più socievoli e di rispettare le esigenze del partner. Per stare insieme organizzate un bel viaggio, vi aiuterà a ritrovare la complicità. Con Marte nel vostro cielo l'Eros sarà al massimo e risulterete anche più accattivanti. Se non avete nessuno al vostro fianco Venere con i suoi influssi permette di essere molto più affascinanti e offre la possibilità di fare buoni incontri. Quindi uscite e frequentate gente nuova se volete conoscere una bella persona. Lavoro, febbraio facilita qualsiasi tipo di situazione professionale, tranne i primi giorni in cui il clima può essere carico di tensioni. Dopo la prima parte del mese i progetti che sembrano essere bloccati possono partire tranquillamente e potete fronteggiare al meglio qualsiasi situazione lavorativa. A preoccuparvi saranno alcune spese in arrivo, per cui bisogna moderare le uscite e stilare un bilancio delle entrate. Una buona dose di ottimismo e di autostima per fortuna vi accompagna e vi sostiene quando pensate di non farcela. Capricorno. Amore. A inizio mese le coppie stabili e durature potranno avere qualche problema, e bisogna avere prudenza nel gestire le situazioni. Attenzione a non litigare con il partner, evitando incomprensioni che potrebbero peggiorare il rapporto. Anche i cuori solitari devono procedere con prudenza se cercano una persona da amare. Venere infatti non permette di creare un clima di complicità e le delusioni possono essere dietro l'angolo. Tuttavia non mancheranno le avventure e anche le coppie potranno ritagliarsi dei momenti di relax per rinsaldare l'unione. Lavoro, è un mese particolarmente brillante e importante per i nati sotto il segno del Capricorno. Il settore professionale procede davvero molto bene e offre numerose possibilità a livello economico, non soltanto grazie a Giove ma anche grazie a Mercurio che dall'inizio del mese permette di essere più fortunati nel lavoro. Buone notizie possono arrivare anche successivamente e se avete un progetto che era rimasto bloccato adesso può proseguire lungo un cammino interessante. Acquario. Amore, mese positivo in amore per gli Acquario, con il Sole che passa nel segno e Venere presente sin dai primi giorni la sintonia nelle coppie è alle stelle. Anche se possono esserci cali d'umore tuttavia l'ottimismo regnerà per tutto il mese e gli equilibri nelle relazioni non verranno meno. Per i cuori solitari è un mese molto proficuo e coinvolgente, in particolar modo dalla prima decade in poi. Giove regala l'opportunità di incontrare persone davvero intriganti e con molte qualità in comune. Sarete affascinanti e magnetici, pronti per conquistare il cuore di quella persona che vi piace. Lavoro, dall'inizio di questo mese Mercurio offre ai nati del segno interessanti opportunità lavorative ed economiche. Anche Venere, favorevole sin dalla prima settimana, lascia prevedere possibilità lavorative che portano guadagni interessanti anche se non si tratta di cifre notevoli sono utili per sostenere alcune spese. Ottime notizie in arrivo per l'avvio di nuovi progetti, finalmente possono decollare e possono darvi la possibilità di raggiungere buoni successi. Se siete dipendenti potete essere molto attivi e ricevere gratificazioni ed elogi, che possono essere compensati anche da un piccolo aumento di stipendio. Pesci. Amore, se in questo mese di febbraio volete vivere belle emozioni in amore allora dovete sfruttare la prima settimana del mese,
quando Venere è ancora nel vostro cielo e potrebbe regalare gioie e complicità. Chi ha vissuto storie parallele o un tradimento deve però fare chiarezza e non illudere il partner. Il mese è ottimo per i cuori solitari che vogliono rimettersi in gioco e aprire le porte a un nuovo amore. L'oroscopo consiglia di non cadere nei ritorni di fiamma, possono essere delle trappole e far rivivere sofferenze passate. Puntate sul dialogo e sulla comunicazione per avvicinare chi desiderate. Lavoro, anche il lavoro può essere molto gratificante in questo periodo. Il nuovo passaggio astrologico di Mercurio nel cielo è interessante e promette cose buone a coloro che hanno nuovi progetti da portare avanti. Dai primi del mese possono esserci novità incredibili per tutti coloro che stanno cercando un nuovo lavoro. Giove è in ottima posizione nel cielo e offre opportunità che in alcuni casi possono cambiare la propria esistenza professionale. Se avete una buona occupazione possono esserci anche i presupposti per chiedere un aumento di stipendio o un cambio di mansione.